Sono i binari e le stazioni di Cinecittà. Anna Agnina è la direttrice della metro C, i protagonisti del piano Metro Questura a Roma. Si tratta di un potenziamento mirato dei controlli che gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mettono in campo per preparare l'approdo dei fedeli destinati a prendere parte al Giubileo dei giovani. Le volanti del sottosuolo, che ormai da circa un anno corrono a bordo dei vagoni della metropolitana lungo binari, banchine e stazioni, operano in parallelo con equipaggi che battono invece le strade delle zone esterne agli scali della Tube, con particolare riferimento ai reati cui i fruitori occasionali del trasporto pubblico su rotaia sono maggiormente esposti. Nel mirino degli agenti sono in particolare i soggetti in transito lungo la Tube Capitolina, poco familiari con l'area delle stazioni. Sono stati così intercettati pendolari della droga e soggetti con al seguito arnesi atti allo scasso, con ogni probabilità dediti alla commissione di reati predatori. Bloccati e tratti in arresto anche un cittadino rumeno ed un afgano su cui gravavano rispettivamente un mandato di arresto europeo per furto e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il primo, di origini rumene, è stato intercettato dalle pattuglie della Polmetro lungo le banchine della stazione San Giovanni. L'altro è stato individuato dagli agenti del commissariato Casilino in via Osteria del Finocchio. Entrambi sono stati associati in carcere in attesa dell'estradizione. Calcando le strade nel quartiere Anagnina, gli agenti hanno poi intercettato un 46enne romano incensurato, ma finito sotto la lente di ingrandimento degli investigatori del commissariato Romanina per un sospetto giro di droga da lui gestito. Dello stesso reato dovranno rispondere due pusher di origine rumena fermati dagli agenti del distretto Casilino con al seguito 30 involucri di cocaina, già suddivisa per la vendita al dettaglio. Il bilancio del piano al via dalla giornata di lunedì è di 400 persone identificate lungo i binari, a bordo dei convogli e su strada, e di 100 veicoli controllati. Sono 3 gli arresti per reati in materia di droga, 2 in esecuzione di precedenti ordinanze di carcerazione.